Dicevo, grazie Presidente e grazie anche ai colleghi per il dibattito che abbiamo aperto attorno a un provvedimento che continuo a pensare essere molto rilevante. Sono anche convinta che l'intervento pubblico sull'economia e sulla società sia fondamentale, sia una responsabilità che la politica deve assumersi. Mentre la proiezione su scala globale dei meccanismi di produzione della ricchezza sembrava fino a qualche tempo fa aver cancellato il territorio e le specificità dei territori, la necessità del governo dei fenomeni in corso, che hanno profonde implicazioni sul piano economico e sociale anche della nostra regione, io credo ci obblighino alla riscoperta della dimensione regionale e locale per la funzione di supporto ai processi di sviluppo territoriale. Ecco perché ritengo strategico questo progetto di legge ed ecco perché ritengo fondamentale che anche la Regione del Veneto cominci ad esercitare, la Regione dell'autonomia per eccellenza, inizia ad esercitare con autorevolezza questo tipo di funzione pubblica. E allora forse sarebbe giunto il tempo, proprio per i grandi cambiamenti che sono in corso, come dicevo, sugli assetti economici e sociali anche della nostra Regione, che iniziassimo ad avere l'ambizione di associare al popolo e al territorio, i due grandi slogan di questa amministrazione regionale, anche la terza gamba che può garantire un'azione concreta e coerente, e cioè la parola governo. Popolo, territorio senza governo responsabile non significano nulla. E dico governo perché dobbiamo, secondo me, invertire la rotta che ha voluto limitare l'azione dell'amministratore regionale ad un impianto meramente regolatorio. Da troppi anni ci dedichiamo soltanto a dirigere il traffico e quindi a soddisfare le regole tecniche, e ci siamo dimenticati la politica e la capacità che la politica ha di incidere sulle traiettorie di sviluppo economico e sociale di questa regione. Gli altri lo stanno facendo e infatti ci stanno sopravanzando, perché i cambiamenti globali, se non sono governati, ci travolgono e travolgono anche, o rischiano di travolgere anche, il ricco, virtuoso e florido sistema produttivo della nostra regione. Il miglior funzionario, in questa regione ne abbiamo di bravi, allocano in maniera efficiente le risorse, ne sono capaci indubbiamente, ma chi si assume la responsabilità politica di scegliere dove allocare quelle risorse, quanto la politica deve metterci in più rispetto all'efficienza e all'economicità. E io credo che sia quello che manca da troppi anni in questa regione. Faccio degli esempi concreti che provano a raccontare di come quella che i più grandi sociologi politici in questi anni hanno definito come la transizione permanente della regione del Veneto, cioè una regione che vive i cambiamenti senza essere in grado di incidere nella direzione di che questi cambiamenti devono essere in grado di prendere. Parlare della riforma di Veneto Sviluppo senza parlare delle politiche industriali di questa regione ci conduce ad un dibattito monco. E quando parlo di politiche industriali ragiono in termini di due direttive che devono essere contemporaneamente presenti nelle intenzioni del legislatore. Da un lato, certo, serve fare quello che abbiamo e avete in qualche modo fatto in questi anni, i cosiddetti interventi di contesto, cioè costruisco le condizioni per cui elementi esterni al sistema produttivo non siano impedimento allo sviluppo. Ma è mancata e continua a mancare in questa regione l'indicazione di una direzione di politica industriale che non si limiti agli elementi di contesto, ma che vada nella sostanza e che impari o cerchi di farci capire cosa vuole fare questa regione da grande, quali sono i comparti produttivi sui quali intervenire, quali sono i territori da sostenere, quali sono le filiere e i distretti su cui svolgere una funzione rilevante, come tradurre in termini concreti per il sistema e non per il singolo i grandi interventi in termini di conversione ecologica e digitale a cui saremmo chiamati. E per fare questo, cioè per fare la politica, serve il Consiglio regionale, serve la capacità che gli eletti dei cittadini e delle cittadine abbiano nel proporre alcune idee e nel sostenere alcune politiche. Ora, in questa logica,
Io ritengo davvero pericolose le informazioni, le dichiarazioni del consigliere Formaggio, che ha tentato di liquidare come burocrazia, come lacci e lacciuoli l'attività di questo Consiglio regionale. Non sono d'accordo, sono discorsi che abbiamo già sentito qualche decennio fa in questo Paese, dove la perdita di tempo degli organismi elettivi assembleari ha prodotto danni gravi, in quel caso non solo dal punto di vista economico e sociale, ma anche dal punto di vista democratico. L'attività di questo Consiglio e i pareri espressi dalle commissioni non sono burocrazia, è la sostanza, è la ragione per cui noi siamo qui. E le finalità di questa legge, capogruppo Venturini, non sono né la celerità né l'efficacia, ha proprio a mio giudizio sbagliato obiettivo. Questa legge è fatta soltanto per evitare che la Regione del Veneto continuasse a svolgere una funzione contrariamente a quanto stabilito dalla legge. Se no non l'avrebbero fatta, avreste continuato così. Non c'è un elemento che aumenterà la celerità e l'efficacia dell'azione della Regione del Veneto in questa legge. Abbiamo solo risolto un dramma, e cioè che facevamo degli affidamenti contrari alla legge. E del resto siamo abituati a, come dire, scambiare le finalità con gli strumenti. Non è il sistema bancario il problema dell'accesso al credito, non è Basilea il problema dell'accesso al credito delle piccole imprese venete, anzi Basilea è finalmente un sistema ordinato di rango europeo che consente a tutte le banche in qualsiasi paese europeo di avere garanzie di solidità, e magari potrebbe essere anche lo strumento attraverso cui potremmo evitare che si ripresentino fenomeni molto noti in questa regione, come quello che è stato connesso a Veneto Banca e a Banca Popolare di Vicenza, dei drammi veri che hanno travolto la vita delle persone nel silenzio delle istituzioni, perché non c'è un atto della Regione del Veneto che metteva in guardia quegli investitori e quei cittadini rispetto al disastro che sarebbe accaduto. E se Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca avessero applicato i principi di Basilea, le migliaia di cittadini travolti da quella truffa non starebbero piangendo oggi, a proposito di come le regole non sono dei lacciuoli ma sono garanzia di tenuta democratica. E allora, se la nuova impostazione non incide minimamente sulle nuove opportunità di accesso al credito, se qualcuno ritiene che invece sia un obiettivo che va messo in questa legge, lo scriva, eserciti la funzione di consigliere regionale e spieghi, perché io sono d'accordo con lei, che questa operazione deve servire per migliorare l'accesso al credito delle imprese, perché nella legge non è scritto. Io ho presentato degli emendamenti perché sia scritto. Attendo di vedere se è d'accordo con me. E allora cos'è che non torna? E vado a chiudere. Cos'è che non torna? A me va bene tutto, ma non ci avete spiegato, l'ha detto il consigliere Formaggio, perché dobbiamo dare 40 milioni per liquidare i soci privati. Sono azioni invendibili quelle dei soci privati. Veneto Sviluppo poteva restare lì com'era. Gli affidamenti in house providing a Veneto Innovazione li avremmo potuti dare lo stesso. Perché noi decidiamo di liquidare con 40 milioni di euro i soci privati? Lo facciamo perché ci siamo messi d'accordo rispetto al fatto che quelle azioni per loro erano invendibili e che avevano bisogno di essere liquidate. Lo dico visto che qualcuno mi ha chiesto cosa avreste fatto voi. Io li avrei lasciati lì, con azioni che non valevano niente nel momento in cui la Regione avesse smesso di affidare risorse pubbliche a Veneto Sviluppo. Tanto per fare alcuni esempi. Ecco perché, e vado a chiudere Presidente, pur essendo convinti che questo intervento fosse necessario non per migliorare le performance, ma per evitare il perpetuarsi di una situazione contraria alla legge, noi pensiamo che rispetto al sistema produttivo e imprenditoriale di questa Regione ci si debba aspettare di più dall'amministrazione regionale. Abbiamo presentato un'ampia manovra emendativa che ha esattamente la finalità di mettere dentro la legge quei contenuti che oggi non ci sono. Devo anche dire con un'ampia disponibilità dell'assessore Marcato, che ringrazio, a costruire insieme a noi, a fare con noi, consiglieri di minoranza e di maggioranza, questo lavoro di approfondimento. Speriamo però che questa non sia semplicemente un passaggio di svolta, ma che sia un'occasione fondamentale per rilanciare le politiche industriali della nostra Regione.